Il padiglione Acque, l'unico padiglione al di fuori di Milano dell'Expo 2015, ospita oggi il convegno del Comitato di categoria EBAV dell'alimentazione. Occasione la presentazione di un libro voluto per studiare come l'artigianato ha superato la crisi e soprattutto come potrà affrontare il futuro, visto poi che il tema dell'Expo di quest'anno era proprio quello dell'alimentazione e di come nutrire il futuro. L'argomento è molto interessante e verrà sviluppato il tema dell'artigiano alchimista, cioè di questa categoria di alimentazione che si è costruita una nicchia straordinaria, lavorando sul territorio, i prodotti, le conoscenze e le capacità manuali dei dipendenti e dei titolari di queste straordinarie imprese. Si parte dal contesto di crisi di questi ultimi anni e dalla constatazione da una parte che il settore agroalimentare è un settore che comunque ha tenuto meglio di altri, ma soprattutto sul fatto che pur arrivando la crisi ci sono state delle aziende del settore agroalimentare artigiane, quindi piccole aziende, che invece di andare male e di soffrire sono andate molto bene. Quindi lo studio cosa si è posto come domanda? Si è posta una domanda molto semplice, se vogliamo banale: cosa hanno queste imprese, queste aziende, cosa hanno fatto, che caratteristiche hanno, perché sono andate bene? Cerchiamo di studiarle, di capirle, magari troviamo la ricetta dell'eccellenza. Questo in soldoni. Cosa poi si è fatto? Si sono selezionate 20 aziende e le abbiamo studiate, cioè abbiamo intervistato, abbiamo visitato i laboratori, abbiamo parlato, abbiamo visto come lavorano, abbiamo capito quali sono le strategie e il libro poi ricostruisce tutto questo viaggio, un giro per il Veneto, alla scoperta dei prodotti, alla scoperta delle tipologie anche di artigiani, e alla fine nel libro si arriva a parlare di artigiano alchimista, che è qualcuno che è in grado di mescolare tutta una serie di elementi e di caratteristiche, trovare il suo giusto bilanciamento per avere successo, per produrre qualcosa. In realtà noi abbiamo trovato gli ingredienti della ricetta, poi la ricetta ognuno la fa individualmente, questo è uno dei risultati. Non esiste la qualità, esistono tanti tipi di qualità e tante visioni individuali. Se poi devo scegliere una cosa, sicuramente di quelle citate il legame con il territorio è molto importante, ma ancora più importante è l'apertura dell'azienda nei confronti dell'esterno, nei confronti di chi sta fuori, del visitatore addirittura, non solo del cliente. Il futuro sta per esempio nell'ulteriore apertura, per esempio nei confronti del turismo, di inserirsi nei canali del turismo, nello sviluppare del territorio, e il futuro ed è legato un po' al futuro dell'agroalimentare, nel continuare ad avere l'attenzione anche quando finirà Expo sull'argomento, su questi argomenti, perché qui ce n'è veramente da fare e gli argomenti sono interessantissimi. Presidente, il Comitato EBAV dell'alimentazione ha investito un po' di soldi e si è fatto una ricerca per capire come ha traghettato la crisi, il futuro dopo l'Expo, ed è stata un'iniziativa interessante, cosa però che fanno anche tutti gli altri comitati. Questo significa che l'ente bilaterale non è solo servizi generali per i momenti di crisi, per i momenti delle sospensioni, per le calamità naturali, ma è anche uno strumento che nei singoli comitati e per volontà delle singole categorie può dare gambe a iniziative di ricerca e anche di spessore. Quindi. Ecco, io ritengo che sia un momento importante anche quello della ricerca, perché è fondamentale cercare di leggere nel futuro, come fanno del resto da sempre gli artigiani che ce l'hanno nel DNA, quindi magari farsi aiutare anche dagli esperti facendo pubblicazioni, perché EBAV è anche questo, cioè è cercare di vedere nel futuro e di dare qualche idea, di aiutare le aziende e i lavoratori a riuscire a investire nella maniera più giusta che possibile. La ricerca riguarda chiaramente le imprese artigiane dell'alimentazione, però è uno dei settori dove tante volte c'è molta occupazione dipendente e quindi sapere come sta e qual è il suo futuro è fondamentale anche per le maestranze. Sicuramente è fondamentale per le maestranze. Noi ci presentiamo oggi a questa iniziativa con un contratto regionale fatto con gli artigiani, con le nostre controparti, che riporta al centro dell'attenzione le scelte che l'ente bilaterale ha fatto in questa regione, maggiori prestazioni per i lavoratori, un fondo sanitario importante che garantisce diverse prestazioni e un aumento economico significativo. Quindi su questa
parte insomma, dell'aspetto della ricerca noi ci presentiamo in maniera, come dire, concreta con i lavoratori, dando una risposta immediata a quelle che sono, come dire, le problematiche contrattuali. Dopodiché riteniamo che come sindacato noi siamo preparati ad affrontare anche le problematiche di un settore così complicato e difficile come l'artigianato. Mi spiego meglio, il settore è un settore diverso dall'industria, è un settore di piccole imprese, spesse volte ci sono rapporti familiari. Noi su questo dobbiamo avere un approccio completamente diverso nel rapportarci con i lavoratori. Ecco, questo l'abbiamo, come dire, imparato bene in questi anni di attività di lavoro insieme con le nostre controparti e oggi siamo in grado di poter andare anche nelle imprese, nei posti di lavoro, per spiegare ai lavoratori quali sono i loro interessi dentro ad una logica, come dire, di impresa. Siamo con Nicola Trentin, presidente regionale dei panificatori, ma in questa veste oggi di artigiano alchimista. Una sua considerazione sul fatto che le piccole imprese devono rimanere piccole per essere veramente forti. Allora, innanzitutto le piccole imprese sì, devono rimanere piccole, ma devono puntare solo ed esclusivamente sulla qualità, anzi sull'alta qualità, perché ne abbiamo le capacità, abbiamo le conoscenze, abbiamo la storia, abbiamo le strutture, dobbiamo solo far funzionare tutta questa cosa come noi sappiamo del resto. E magari negli anni ci siamo un po' persi per strada, facendoci prendere dalle paure della grande distribuzione o dell'industria, ma noi non dobbiamo aver paura di niente e di nessuno, perché abbiamo noi la forza e siamo noi il punto di riferimento del consumatore. E questa idea di dire che il turismo è una fonte di ricchezza per queste imprese più che l'export, cioè richiamare qui gli stranieri invece che andargli a portare i prodotti a casa loro. Beh, sicuramente il turismo è un punto di forza e noi dobbiamo imparare a sfruttarlo. Non ti nego però che anche l'export non sia una brutta cosa. Noi in questi ultimi giorni siamo in trattativa con un'azienda italiana che sta aprendo un bistrò a Lugano e ti posso garantire che a Lugano, quando sentono parlare di italiano, alzano tutti quanti i capelli e corrono, sono disposti a spendere per avere un prodotto italiano. Per cui dico, il turismo, che noi siamo il primo paese in Europa come turismo, e per cui abbiamo dei numeri importanti da riuscire a soddisfare, però non tralasciamo neanche l'export, perché siamo comunque noi il punto di riferimento a livello mondiale.